Oltre lo scivolo, una giornata oggi di confronto con gli studenti sia nel mattino che nel pomeriggio per discutere di tematiche di inclusione e di accessibilità molto importanti. Ce ne parli, direttrice? Questa giornata ricade all'interno di un progetto nazionale promosso dall'Ufficio Beni Culturali della CEI che si propone di riflettere sul tema delle barriere non solo architettoniche ma cognitive e sensoriali. Infatti oltre lo scivolo, andare oltre quelle che sono appunto le chiare barriere architettoniche che noi solitamente vediamo, tante barriere cognitive e sensoriali che meritano attenzione e questa giornata cerca di conciliare la tecnologia al vantaggio di questi disagi, come la tecnologia ci può aiutare. Ovviamente l'era digitale ha cambiato il nostro modo di vivere, ha trasformato proprio il nostro modo di essere e dove ci porterà? E allora questo attende riflessione su queste tematiche che stanno trasformando il nostro modo di vivere. La tecnologia deve migliorare questi disagi e il Museo Diocesano è già da anni impegnato in questo lavoro, infatti con la stampa 3D si è uniformato a diversi progetti per proprio l'abbattimento delle barriere sia architettoniche che cognitive, ma c'è tanto lavoro ancora da fare e questo è un punto di partenza che meriterà sicuramente altre giornate di approfondimento. Benefici fattivi quali saranno? Sicuramente aggiungere alle barriere architettoniche, alle barriere linguistiche, altre barriere cognitive, tra l'altro in intesa con progetti di didattica che il Museo porta avanti da ormai un decennio. Abbiamo visto tanti giovani che vogliono vivere la bellezza dell'arte e affrontarla superando i disagi specialmente cognitivi e questo è un modo per poterli affrontare e cercare di superarle attraverso il digitale, quindi in questo caso diventa uno strumento utile per poter veramente migliorare lo stile di vita e soprattutto l'accesso del nostro patrimonio culturale. Il Museo ormai è diventato un punto di riferimento anche per il turismo itinerante di chi viene da Agrigento. Sì, sicuramente, infatti questo progetto non riguarda solo il Museo Diocesano ma un percorso di arte e fede e quindi il Modia sul Colle e quindi pensare, vivere la città medievale come veramente un museo a cielo aperto comprendendo la chiesa di Santa Maria dei Greci e la cattedrale e nonché il Museo Diocesano. Quindi questo progetto riguarderà l'abbattimento delle barriere sensoriali e cognitive in tutti i tre siti di eccellenza che noi abbiamo per poter garantire veramente una fruizione sempre più all'avanguardia e offrire un servizio quanto più eccellente ai turisti ma anche ai cittadini. Come hanno appreso i ragazzi questa lezione? I ragazzi sono entusiasti, tra l'altro abbiamo coinvolto due classi, una dell'indirizzo classico e l'altra dell'indirizzo musicale, che hanno due componenti tra gli alunni diversamente abili e quindi è un'occasione anche per mettere in pratica ciò che loro quotidianamente vivono e questa iniziativa straordinaria organizzata dal Mudia sicuramente ci dà l'opportunità di vivere anche altri spazi e di conoscere le nuove tecnologie e quello che i nuovi percorsi che si stanno programmando per il Mudia possono offrire alla città e ai nostri allievi. Ma anche conoscere il Mudia che è un'eccellenza della nostra città. Sì, certamente, Agrigento non è solo valle, Agrigento è valle, è centro storico, è costa, quindi bisogna conoscere a 360 gradi e sicuramente il percorso organizzato dalla Curia di Agrigento, dal Mudia in particolare, è un'occasione interessantissima per conoscere le nostre origini e quello che la nostra città ci offre. Sì, oggi è una bellissima occasione di sinergia tra istituzioni, presentiamo alcune azioni già portate avanti con il Mudia e il Dipartimento di Architettura che mettono in luce le potenzialità delle nuove tecnologie per la fruizione, l'accessibilità, la progettazione per tutti, garantendo delle ricadute efficaci di valorizzazione del nostro territorio e di conservazione della nostra identità culturale.